Buongiorno, un saluto a tutti voi di Calcio Napoli 24 TV e non solo. Un buongiorno da Vincenzo Credendino, come avete già letto nel titolo della puntata odierna, spazio alle voci dei protagonisti. Qui su Calcio Napoli 24 TV vi mostreremo le parole in diretta della presentazione di Giacomo Raspadori e di Giovanni Simeone. Ieri li abbiamo visti anche impegnati nell'uscita, nell'amichevole contro la Juve Stabia, grande prova di Tanguy Ndombele. Magari parleremo anche di questo nel corso della prossima puntata, che come già accaduto in questa settimana sarà nella consueta versione smart. Poi dalla prossima torneremo con l'appuntamento di 2 ore. Saremo perciò in diretta fino alle 13, tanto basterà per mostrarvi in diretta video, lo ripeto, le immagini della presentazione di Raspadori e Simeone. Volevo ringraziare ovviamente il nostro regista Emanuele Bernardo, come sempre. Io lo sento dalle cuffiette che è lì che prova a settare il collegamento nella maniera migliore possibile, e quindi ancora una volta dobbiamo ringraziarlo, così come andiamo a ringraziare, non so se riusciremo a portarvelo in diretta perché lui è un po' timido, è un po' schivo. Siamo riusciti ad averlo qui al mio fianco per qualche tempo nel mese di agosto, qualche giorno nel mese di luglio. Quest'oggi spero addirittura di riuscire a riproporvelo in una veste, diciamo così, nuova o almeno più desueta rispetto al solito, ma lascio ad Emanuele Bernardo l'onore e l'onere di riuscire nell'impresa. Intanto vi ricordo che manca davvero pochissimo. L'appuntamento, infatti, secondo quanto comunicato dalla SSC Napoli, è fissato per le 12:15. Abbiamo già visto da Castelvolturno che fervono i preparativi, le classiche prove per l'audio. Qualche giornalista, diciamo così, dell'ultimo minuto sta trovando posto nella sala stampa di Castelvolturno. Mi sembra di capire che per le 12:15 non dovrebbero essere registrati ritardi di sorta, e quindi sarà il momento di ascoltare le voci di Giacomo Raspadori e di Giovanni Simeone. Addirittura Emanuele Bernardo, possiamo già collegarci con Castelvolturno. E allora buongiorno al nostro direttore Salvio Passante. Salvio, buongiorno, come stai? Ciao Vincenzo, buongiorno a te, tutto Sei bene? in compagnia di un ospite, nella... caspiterina. Non ci credo. Linea a te. Di un ospite illustre, un volto noto. È con noi Marco Giordano, il collega di calciomercato.it. È un onore essere qui col CEO e founder di Calcio Napoli 24, Salvio Passante, e con tutti gli amici ovviamente della famiglia di Calcio Napoli 24. Salvio, domande a te. So che ne hai tante, però breve. Allora, ti voglio dire che è presente qui anche Natalia Simeone, che è l'avvocato di Giovanni, la zia, anche l'uomo che cura la sua comunicazione, e anche la moglie del giocatore, Giulia Coppini, è un nipotino del Ciolito, quindi famiglia quasi al gran completo. Non può esserci il padre per ovvi motivi lavorativi, però è una prima comunicativa di grande livello per il Ciolito. A Marco chiedo, allora a che punto siamo per la trattativa Navas, visto che anche ieri ne hai scritto? Sì, siamo ad ottimo punto, nel senso che è un giocatore che si avvicina costantemente al Napoli. Da quello che mi consta non sono ancora programmate visite con un giorno specifico, ma è una formalità. Navas ha accettato di spalmare il proprio ingaggio con un biennale con opzione per il terzo anno, quindi 3 milioni più o meno a stagione, rispettando il salary cap del Napoli. Poi ci possono essere i vari bonus che possono poi alzare quello che è l'ingaggio di Keylor Navas. È un giocatore che arriverà a Napoli nei prossimi giorni, e Fabian farà il viaggio inverso
verso e andrà a direzione Parigi per una cifra vicina ai 22 milioni, andando ad equilibrare in maniera importante anche la bilancia commerciale di questo esercizio di mercato del Napoli, quindi un'operazione che in questo momento riesce a dare al Napoli quel quid di esperienza che serviva. È passata la linea interna al Napoli che voleva assolutamente un giocatore che desse spessore anche nello spogliatoio, e va da sé che Keylor Navas è uno di quelli che per tutto quello che ha vinto lo spessore te lo dà autorevolmente. E poi tra i ragazzi, ovviamente Keylor facciamo Navas. un attimo una scaletta così ci organizziamo, se ci spostiamo tutti quanti e lasciamo solo i fotografi al centro, mettiamo un po' d'ordine. Modugno, hai finito le public relation? Vari segnali audio, Emanuele, direi proviamo che a tra un po' settare ci un siamo, attimino caro Salvio. il collegamento. Marco, ho perso Sì, gli ultimi Vincenzo, io secondi. vi ridò la linea. Ok, Anche perché ok. qui siamo pronti, stanno stilando la scaletta per le domande, quindi chiedo a Emanuele di lasciare il doppio riquadro proprio che vi consentirà di vedere in diretta non appena il giocatore entrerà qui in sala stampa, e anche di migliorare l'audio e togliere questo ritorno fastidioso. A dopo. A dopo. Allora, quindi se ho ben capito rientriamo, il nostro salvio passante ve l'avevo detto, è stato un collegamento diciamo così un po' sui generis, ce lo aspettavamo, è il momento questo di ascoltare e goderci, soprattutto guardare quello che sarà il contributo che arriva da Castelvolturno. Vediamo inquadrato Guido Baldari, addetto stampa del Napoli, il quale è evidentemente intento, come vedete, a scrivere proprio quella che sarà la scaletta con tutto l'ordine delle domande. Voi cosa chiedereste a Giacomo Raspadori e a Giovanni Simeone? Posso leggere in questo momento le vostre considerazioni. Matteo Pinto, considerazione di canale tecnico, di carattere tecnico, ci chiede su che canale può trovare Calcio Napoli 24. Ebbene, il 79 del digitale terrestre, quindi qualora tu lo volessi vedere dal classico apparecchio TV ti basterà digitare 79 sul telecomando e potrai guardare la conferenza stampa di Simeone e Raspadori. Di K, presentazione di Ndombele, al momento non è arrivato alcuna informazione, diciamo così, in merito. Non sappiamo quando e se il Napoli vorrà procedere a tale presentazione. Certo è che dopo quanto abbiamo visto ieri è aumentata anche la curiosità. Diciamo che i più appassionati di Ligue 1 hanno aperto una bottiglia quando hanno saputo che Ndombele sarebbe stato un calciatore del Napoli, perché fino a qualche anno fa a Lione il centrocampista era davvero capace di fare il bello e il cattivo tempo in campo con la maglia dell'Olympique Lyonnais. Poi il trasferimento al Tottenham con una grande, se vogliamo, responsabilità, vale a dire 70, quasi 70 milioni di euro, quello il prezzo del suo cartellino. Poi le cose non sono andate come in tanti speravano, qualcosa con Mourinho sì, con Conte molto molto meno, e infatti è stato messo praticamente alla porta con un prestito al Napoli che si è lasciato la possibilità di riscattarlo l'anno prossimo per la cifra di 30 milioni e vi ripeto, qualora Ndombele tornasse quello di Lione sarebbe un prezzo davvero un affare, sarebbe un vero e proprio affare di mercato. Chiaramente molto dipenderà dai prossimi mesi. Contro la Juve Stabia si è sicuramente ben districato, va detto che rispetto agli avversari ha mostrato di avere un passo completamente diverso. Il nostro Emanuele Bernardo addirittura diceva: guarda, se lo conosco bene può avere anche una forma fisica addirittura più prestante e quindi potrà essere fin da subito capace di fare la differenza in Serie A. Problema di Luciano Spalletti a questo punto, che dovrà decidere poi chi lasciare in panchina. Attenzione, Edoardo Variale, il primo tempo di Oliveira non mi è piaciuto. Ma in realtà ho visto qualche scelta forse personalistica,
ma la prova dell'uruguaiano è stata ampiamente sufficiente, se non anche buona, sia nel primo tempo, insomma fino a quando è rimasto in campo. E lo vero, deve trovare passo, però ragazzi, credo che abbia fatto comunque bene, diamogli tempo. Vi ricordate quando si infortunò qui a Calciopoli 24 TV? Vi dicemmo che non si trattava di un infortunio così semplice come qualcuno aveva detto in Sud America. Si è trattato di un problema fisico che evidentemente si sta portando anche oggi sul groppone, se lo sta portando anche oggi sulle spalle, e quindi diamogli tempo di recuperare la forma migliore. Conferenza stampa di Simeone, sì, Matteo Del Rico, arriverà in questo momento, anzi sta proprio arrivando in questo momento, anche se mi sembra Giacomo Raspadori, giusto Emanuele? Non vedo bene da lontano, provando a zoomare, sì, è il Ciolito invece, è il Ciolito, Giovanni Simeone, e a questo punto sai che ti dico Emanuele, andiamoci anche con l'audio. Grazie. Allora, dimmi tu se possiamo partire. Sky. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Benvenuto a Napoli. Grazie. Napoli che è la città da sempre degli argentini, insomma, ti cito qualche nome ma che conoscerai da Sivori al Pocio a Higuaín, Diaz, Bertoni, Maradona. Ecco, ci spieghi per te argentino cosa significa vestire questa maglia, arrivare a Napoli? Beh. Tu che tra l'altro sei nato il 5 luglio, da queste parti è una data importante, ci arrivo Diego il 5 luglio. Per me è un onore, è una bella responsabilità sapere che ci sono stati tanti argentini. Sono molto contento di essere qua perché ho sempre voluto una piazza come questa, e ancora di più sapendo che ci sono stati tanti argentini che l'hanno fatto bene, quindi per me ti dico è una cosa unica, e lo vivrò ogni giorno che sto qua dentro con la passione di voler dimostrare sempre come sono fatti gli argentini. Alle 18 c'è il sorteggio di Champions. Sì. Te la faccio veloce, diretta. Papà, tu lo vuoi prendere o lo vuoi evitare? Penso che non è importante adesso pensare a chi può toccare, io penso che dobbiamo solamente aspettare a questo sorteggio, sarà importante ovviamente chi toccherà, saranno tutte squadre forti, però è anche importante sapere che noi abbiamo una partita domenica e abbiamo una partita importante da fare dove dobbiamo prendere 3 punti che saranno importanti per il campionato. Rai, ciao, benvenuto. Ciao. Noi conosciamo il Simeone di Firenze, lo conosciamo bene, quello di Firenze in particolare, che alla prima stagione va in doppia cifra, alla seconda invece fa qualcosina di peggio. A Verona, o meglio scusami, a Cagliari più o meno capita la stessa cosa, a Verona l'anno scorso un'esplosione in termini di numeri. Pensi a 27 anni di aver raggiunto adesso quella maturità che è richiesta in una grande piazza come Napoli? Penso di sì. Mi sono sempre rialzato dopo tutti dei momenti più difficili, credo che questa è stata la mia forza. Ho imparato tantissimo durante tantissimi anni stando qua in Italia, ho avuto tanta esperienza, sono cresciuto, questo per me è molto, molto importante, il fatto di poter trasmettere quello che sento dentro il campo, e ogni giorno cercherò sempre di migliorarmi. Per me stare qua è molto importante, e dimostrerò chi sono e cosa farò. Sport Italia. Beh, i tifosi del Napoli, ciao Giovanni, sono qua. Ciao. I tifosi del Napoli ti ricordano per quel famoso Fiorentina-Napoli. Diciamo che devi uno scudetto a questa città, può essere quello l'obiettivo finale che ti sei prefissato per
per questa permanenza a Napoli? Io sono una persona che ho sempre dato tutto. Da quando sono arrivato a Genova ho passato con la Fiorentina, Cagliari, Verona e ora mi tocca qua. Ho sempre dato tutto e continuerò a farlo, sempre dando tutto per la squadra e lottando per i miei compagni. Cercherò di farlo qua e dimostrerò ovviamente che sarò pronto in ogni momento che mi capita. Radio Kiss Kiss. Ciao Giovanni, buongiorno e Ciao. ben arrivato sulla radio ufficiale Grazie. del club. Senti Giovanni, proprio a Kiss Kiss Napoli annunciamo, era il 21 giugno, che il Napoli aveva un'idea, ovvero di prendere Giovanni Simeone. Io mi permisi di aggiungere, Napoli sarebbe la piazza ideale per Simeone e Spalletti l'allenatore giusto per consacrarlo ad altissimo livello. Sono le due condizioni, Napoli, la sua storia, la sua città, la storia calcistica e questo allenatore che ti hanno convinto a dire voglio solo il Napoli, perché a me risulta che avevi moltissime offerte ma che hai detto vado a Napoli. Ma io concordo con quello che hai detto. Ho avuto tante possibilità di poter scegliere in questo mercato, ma avevo solo una cosa in mente, di venire qua. Ovviamente le proposte di altre squadre erano anche importanti, ma sinceramente non mi erano tanto interessanti perché avevo solo un obiettivo, era qua. So che farò bene qua perché sono convinto e so che potrò migliorare e quindi questa è l'unica cosa che mi permetto di dire, che per me è un'allegria stare qua e per me è una cosa unica. Senti Giovanni, da quel giorno è montato un dibattito a Napoli, ma possono giocare insieme Osimhen e Simeone, Simeone è l'alternativa, ma Simeone può giocare in appoggio, ma Simeone può giocare dietro, ma Simeone può giocare a sinistra, dove può giocare il Ciolito? Questo mi sa che è più una domanda per il mister. Io cercherò di mettermi a disposizione di giocare con Victor o giocare una punta, cercherò di mettermi a disposizione, poi sarà il mister a dire cosa vede meglio per la squadra. Ripeto, cercherò di stare al massimo per essere sempre disponibile per quello che dice e dirà il mister. Il Mattino. Salve, Ciao. qual è stata la risposta, la reazione di suo padre quando gli ho detto che veniva qui a Napoli? Era molto contento. La prima cosa che mi ha detto, un messaggio che me lo ricordo perché era stato molto bello, che tutti gli argentini da piccoli guardavano il Napoli di Maradona, accendevano la TV e guardavano sempre questa partita sempre del Napoli. Dice che sempre ogni giocatore lì che era giovane in Argentina aveva il sogno di arrivare al Napoli di Maradona e quindi per me è una cosa bellissima sentire mio papà che mi possa dire questo ed è un sogno per me. La Gazzetta dello Sport. Ciao Giovanni, Maurizio Ciao. Nicita. Tu già hai detto che sei a disposizione eccetera, però come ti vedi tu, anche adesso cominciando a conoscere i compagni, quali sono le soluzioni che ti piacerebbero di più e al tempo stesso se tutta questa lunga trattativa, perché ci è voluto un po' di tempo, ti ha tolto un po' di condizione, perché col Verona non hai giocato mai una partitella, quindi un po' forse sei indietro in questo, no? Sì, però penso che al di là di che ero ovviamente fuori delle partite, mi sono allenato tantissimo, mi sento molto bene fisicamente. Ovviamente il fatto di non aver giocato partite mi toglie l'essere forse che ho bisogno più di calcio, però già la partita di ieri mi sono sentito bene, ho avuto bei sintomi, per me mi ha fatto sentire molto bene, quindi penso che piano piano entrerò nella dinamica della squadra, che questo è quello che più conta, e ovviamente cercherò di conoscere sempre di più i miei compagni per essere
ovviamente a disposizione e trovarmi pronto per qualsiasi cosa. Corriere dello Sport. Ciao Giovanni, ciao, benvenuto. Grazie. Questo primo periodo di allenamenti, di preparazioni, conoscenza, che ti sembra della squadra? Quanto è forte questo Napoli? È una delle prime cose che quando mi hanno chiesto mia famiglia mi ha detto e cosa ne pensi? Ho detto no, sono molto bravi. Tante volte vado a pressare e penso che la perdono, ma no, non la perdono. Sono cose che ovviamente devo trovarmi sempre a capire le dinamiche degli allenamenti, dei miei compagni, ma soprattutto anche il modulo. Credo che per me è molto importante iniziare a avere questa dinamica. Ovviamente sono a una settimana di allenamento e niente, ovviamente ti dico, sono bravi. Definisci con un aggettivo la squadra. Hanno molta qualità, una squadra che ha qualità. Canale 8. Ciao Giovanni, benvenuto. Ciao, grazie. Ascolta, tu hai parlato di grande qualità di questa squadra, insomma, e lo sappiamo, l'abbiamo anche visto nonostante i cambiamenti. Ecco, arrivare in una squadra dove ci sono stati tanti cambiamenti quest'anno può favorire il tuo inserimento o creare qualche problema in più? No, io non penso che quando appena sono arrivato l'unica cosa che volevo era allenarmi già con la squadra. Ho visto tanti giocatori nuovi e si sta creando anche la giusta atmosfera. Siamo già a 2 partite che è andata molto bene, quindi questo aiuta a fomentare un po' anche la gente, che è importante avere una tifoseria come questa che è calda, averla sempre come è stato ieri, l'amichevole, avere tantissima gente. È importante avere tante persone che stanno con noi, quindi penso che è positivo perché c'è tanta voglia di dimostrare, tanta voglia di far bene. Prego. Corriere della Sera, edizione Napoli. Sì. Giovanni, Ciao. Spalletti in una conferenza stampa parlando di te ha detto mi ha colpito la sua voglia di venire a Napoli dal primo momento nonostante ci fosse Osimhen che toglie inevitabilmente un po' di spazio. Quanto ha influito la figura di Spalletti per la tua scelta? Io, come ho detto prima, ho avuto tantissime altre offerte, ma al di là di sapere che De Victor ovviamente che è un grandissimo giocatore, so che qua anche con Victor e anche con la squadra posso fare bene e sono convinto, per me questo mi basta. Ripeto, volevo solo venire qua, non avevo altri interessi. Marca Claro. Ciao Giovanni, benvenuto. Ciao, considerato che sei stato convocato a gennaio e considerato che la rosa è di 26 e non di 23 per i mondiali, sì. Pensi che questa possa essere anche la tua opportunità di un posto? Beh, sempre c'è uno spazio a avere questa voglia di entrare dentro dei convocati. Adesso in questo momento sto pensando semplicemente a fare bene qua. So che in un futuro mi premierà se faccio bene qua, quindi se mi concentro a stare bene qua, fare bene con il Napoli, giocare e farlo bene, sicuramente avrò questa possibilità di poter entrare. Calcio Napoli 24. Ciao Giovanni, volevo chiederti come sogni il tuo primo gol con la maglia del Napoli e qual è il tuo obiettivo personale stagionale? Non è un sogno, è già una realtà stare qua per me. Fare un gol con la maglia del Napoli per me è una delle cose che più voglio in questo momento, quindi lo vorrei tanto. Però so come sono le cose, so che sono da una settimana, che devo adattarmi, che devo trovare le dinamiche e che sarò pronto nel momento che quando giocherò potrò farlo. E il mio obiettivo personale penso di
di essere a disposizione sempre per la squadra, in qualsiasi momento. Voglio essere pronto per qualsiasi cosa, lo sono, e quindi questo dovrebbe essere per tutto l'anno, questo è il mio obiettivo. Napoli Magazine. Ciao Giovanni, benvenuto. Antonio Pedrazzuolo. Grazie, ciao. So che uno dei tuoi sogni da bambino, tant'è vero che forse c'hai anche un tatuaggio, no, che lo dimostra, è quello di giocare la Champions, ma tu che l'hai visto da telespettatore, no? L'urlo Champions del San Paolo, poi del Maradona, magari ce lo fai anche vedere, no, il tatuaggio, cosa significa per te? Cioè, ci hai mai pensato, adesso entro lì, ieri ha avuto un impatto con la Juve Stabia, con un pubblico già numeroso, però la Champions è tutta un'altra cosa. Beh sì, ovvio, è il mio sogno da bambino, mi sono fatto questo tatuaggio giustamente perché ho un obiettivo ben chiaro e ovviamente per me essere in una squadra dove c'è anche la Champions è molto importante. Ovviamente sempre voglio di più, perché sempre uno vuole di più, quindi per me essere qua adesso voglio veramente di più, voglio giocare, voglio fare un gol e voglio vincere, questo è la mia forma di essere, di voler sempre di più. DAZN. Ciao Giovanni, benvenuto. Ciao, grazie. Giovanni, hai giocato a Genoa, a Firenze, a Cagliari, a Verona, tutte città che vivono il calcio con passione, così come a Napoli. Ecco, quanto ha contato questo nella tua scelta e anche la città in generale, se c'eri magari già stato, cosa ti aspetti appunto dalla vita proprio qui a Napoli? Sì, io ho scelto il Napoli perché per me è una piazza dove so che posso fare un grande salto di qualità. A me piace la tifoseria così calda, no? Si dice. Io ho scelto proprio perché ogni volta che venivo in questo stadio c'era sempre questa paura di che c'era la gente che ti mangiava e quindi vorrei pensare che ovviamente avendo la maglia del Napoli loro pensano, la squadra contraria pensano lo stesso, quindi è un grande volere il mio il venire qua, sia la tifoseria, sia la città, il mare, io amo il mare, sono tante cose che a me mi fanno sentire un po' a casa, no? Perché anche la città è un po', mi fa sentire in Argentina, diciamo, tutti parlano di Maradona, di Diego, tanti li parlo in argentino e lo capiscono subito, quindi mi rispondono anche in argentino, quindi mi sento un po' come a casa. Quindi ora devi solo imparare il napoletano. Adesso devo imparare il napoletano, non sarà facile però perché ancora non lo capisco, però sì, ci proverò. Allora, grazie a tutti, ringraziamo Giovanni e la sua famiglia e ci restiamo qui per la Raspadori. Grazie Giovanni. Grazie, ciao, grazie. Allora, per dopo ripetiamo più o meno lo stesso cliché. Sky, Rai. E allora riassumiamo brevemente quelli che sono i titoli della presentazione di Giovanni Simeone. Il Ciolito ha appena finito di parlare in diretta, siamo in attesa dell'arrivo anche di Giacomo Raspadori. Scriveteci anche quelle che sono le vostre opinioni rispetto alla prima stagionale di questi calciatori. Ieri li abbiamo visti impegnati contro la Juve Stabia. I titoli di Simeone: farò sempre di tutto per il Napoli, posso giocare con o senza Osimhen. Papà mi ha fatto commuovere con un messaggio su Maradona. Questo aspetto della duttilità tattica ve l'avevamo detto già qualche tempo fa, al punto tale, e lì faccio mea culpa, da non pensare che potessero arrivare sia Simeone che Raspadori. Fonti vicine al Ciolito, all'argentino, ci dissero guardate che questa trattativa con il Napoli
può realizzarsi. Perché lui è convinto di poter giocare, sa che può giocare sia alternativamente a Victor Osimhen e sia in compagnia, in tandem con il nigeriano. D'altronde, e ci dicevano sempre, gli impegni sono tanti, quindi ci sarà tempo e modo per poter far vedere quelle che sono le sue qualità. Detto fatto, Giovanni Simeone è un calciatore del Napoli. Voglio leggerla, la frase su Diego Armando Maradona del Ciolo, il padre di Giovanni Simeone. Papà era molto contento quando gli ho detto che sarei andato al Napoli. Mi ha inviato un messaggio dicendo che tutti gli argentini da piccoli guardavano il Napoli di Maradona. Mi ha detto che tutti gli argentini guardavano la TV e sognavano di andare a giocare per il Napoli, così come lo stesso Diego Armando Maradona. E onestamente, non so cosa voi ne pensiate, ma io ho avuto l'impressione che tale felicità ci fosse anche in questi momenti, oggi, negli occhi del ciolito Giovanni Simeone, davvero felice, contento di poter parlare e magari, speriamo presto, anche segnare come un calciatore del Napoli. Attenzione, Raspe e Simeone devono ancora trovare la loro forma, non avevano tantissima voglia di fare. Giovanni Simeone, da calciatore del Napoli. Lorenzo Lancellotti, perfetto, ce l'ha con me. Andiamo avanti. Lorenzo, insomma, ognuno ha un tono suo. Mamma mia ragazzi, Simeone può fare grandi cose quest'anno, è proprio casato o sbaglio? Sì, ho avuto la stessa impressione, caro Steph. Conferenza di Ndombele, ci dice Raffaele Clarelli. La conferenza di Ndombele, al momento non abbiamo ancora un cenno, diciamo così, da parte del Napoli, il quale speriamo possa procedere anche alla presentazione del francese. Per il momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale. Umile farà molta strada nel Napoli. Speriamo bene, sicuramente l'umiltà è un tratto che l'ha contraddistinto non soltanto insomma, in campo, ma anche in queste settimane dove ha avuto un tono sempre, diciamo così, molto speranzoso rispetto all'ipotesi di trasferirsi qui al Napoli. Osimhen più Simeone meglio di Vlahovic e Milik, dice, o meglio scrive, le voci di dentro. Osimhen, Simeone, meglio di Vlahovic, Milik. Allora, credo che in questo momento la coppia partenopea sia evidentemente più attrezzata a far gol, nel senso che è evidente che nei primi due impegni stagionali il Napoli sia riuscito a funzionare meglio. Ad oggi non penso di peccare di presunzione se dico che la Juventus, in particolar modo anche lo stesso Max Allegri, sta avendo delle difficoltà, ma mi dicono che è già tempo di ritornare con l'audio a Castelvolturno e quindi ascoltiamo anche le parole di Giacomo Raspadori. Guido, dagli la sedia. Potrebbero fare anche interviste in piedi. Pronti? Aspettiamo che Sky Modugno ci dà l'ok. Un minuto, ok. Un minuto. Non abbiamo fretta. Quindi state andando in diretta, Francesco, sì? Grazie. Benvenuto e grazie per averci atteso qualche istante.
qualche minuto fa al tuo posto c'era seduto il Ciolito Simeone e ci ha mostrato una voglia, un entusiasmo, un orgoglio per essere qui fortissimo che è arrivato. Ha detto ho voluto soltanto Napoli, che penso sia un discorso che un po' possa valere anche per te, perché hai atteso il Napoli, una trattativa lunga, laboriosa, complicata, però hai voluto questa maglia. Ci racconti perché volevi il Napoli? Innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, sicuramente anche da parte mia c'è stata questa grande volontà di iniziare questo percorso e pensavo fosse il momento giusto per diciamo così, dare seguito alla mia ambizione, dare seguito alla mia voglia di crescere, di comunque mettermi in difficoltà e andare a cercare una situazione in cui potessi appunto crescere e migliorarmi, e penso che questa sia stata la scelta migliore. Napoli è stato quello che volevo, quello che sentivo dentro di me, mi hanno voluto tanto, mi hanno dimostrato veramente di volermi tanto, e questo mi ha spinto ancora di più a diciamo così intraprendere questo percorso. Ti ha voluto la proprietà con un investimento forte, importante, ti ha voluto Luciano Spalletti, riconoscendoti anche una centralità tecnica, no? Perché può essere il giocatore che un po' può cambiare questo Napoli. Ci dici un po' che preferenze hai? Meglio da 10, da sottopunta, da centravanti, da esterno? Dov'è che ti piace di più? Sicuramente stare in mezzo nelle zone centrali è dove mi sento più a mio agio. Sono arrivato con tanto entusiasmo, con tanta voglia di fare, e chiaramente ringrazio ancora una volta la società, il mister e il direttore per avermi dato questa grande opportunità. Sono qui per mettermi in gioco, per mettermi a disposizione ovunque ci sarà bisogno, e le scelte chiaramente spetteranno al mister e si farà ciò che è il meglio per la squadra. Grazie. Rai. Ciao Giacomo, benvenuto. Ciao. Volevo chiederti se hai avuto modo di sentire il CT Mancini, perché immagino che a determinare la tua scelta sia stato anche una volontà da parte tua di accrescere il tuo bagaglio anche a livello internazionale, che poi è quello che serve anche alla nazionale. Allora, per la scelta che è stata presa, diciamo, non mi sono confrontato con lui, ma nei mesi precedenti in cui ero in ritiro con la nazionale, comunque ci siamo scambiati qualche chiacchiera, qualche consiglio mi ha dato, e sicuramente per il mio percorso a fare questo tipo di cambiamento, arrivare in una squadra importante così e giocare partite di questo livello era l'obiettivo, era quello che comunque penso possa, per noi giovani, ma comunque per comunque il movimento della nazionale, di noi giovani, ci possa portare a crescere e ad avere esperienza in campo internazionale. Canale 21. Ciao Giacomo, a proposito di esperienza, oggi ci sono i sorteggi, ecco, per te cosa significa giocare la Champions con il Napoli la prima volta poi? Da brividi, ancora una cosa che devo realizzare, perché comunque è il sogno, penso che sia il sogno di ogni bambino, il sogno di chi come me è molto ambizioso, di chi come me ha la voglia di mettersi in gioco e di cercare di crescere, di prendere da ogni situazione le cose positive, le cose negative, farle proprie e appunto aumentare il proprio bagaglio e cercare di diventare ogni giorno il meglio possibile. Radio Kiss Kiss. Ciao Giacomo, buongiorno, è l'emittente ufficiale del Calcio Napoli. Senti Giacomo, di te si è sempre detto è il predestinato, no? Da quando eri ragazzino. Io però vorrei tornare un attimo sul ruolo, perché se non ricordo male nel giorno del tuo esordio in nazionale a Bologna, tra l'altro c'era tutta la tua famiglia, in Rai fu fatto un accostamento, Mancini frenò un po', perché qualcuno disse siamo dinanzi al nuovo Pablito. Ora Paolo Rossi però è in una prima punta, attaccante piccoletto di rapina. Tu sei quell'attaccante lì o davvero ti vedi tra le linee, o ti vedi a sinistra o ti vedi a destra dove oggi sono Lozano e Politano? Cioè dove ce lo dobbiamo aspettare Giacomo Raspadori? Sicuramente quel paragone penso sia un po' esagerato, nel senso sono molto giovane, ho tanto lavoro da fare, tanta strada da percorrere, penso che sia un po' esagerato. No, io come ho detto prima penso di trovarmi a mio agio tra le linee e anche come prima punta, diciamo, comunque nelle zone centrali maggiormente. Sono un giocatore duttile che comunque riesce a interpretare comunque un po' tutti i ruoli
in maniera abbastanza buona. E questo penso che possa essere un vantaggio, perché comunque soprattutto quando si arriva a questi livelli così alti, poter ricoprire più ruoli ti può aiutare. E poi ripeto, io sono a disposizione, sono davvero molto felice di avere questa occasione, molto felice di essere arrivato qui, e sono a disposizione per qualsiasi cosa, sono pronto a tutto e non vedo l'ora di avere le mie occasioni. Hai fatto riferimenti ai confronti in nazionale con Mancini, però insomma in nazionale anche Di Lorenzo, Meret, Insigne fino a quando è stata al Napoli. Qualche piccolo consiglio a loro prima di venire, gliel'hai chiesto? Sì, assolutamente, ci siamo sentiti e subito loro anche i miei compagni mi hanno dimostrato grande affetto, grande voglia di avermi qua con loro. Questo è stato sicuramente un punto, diciamo, in più per venire qui, perché comunque oltre a grandi calciatori sono anche bravissime persone. Questo è stato assolutamente un motivo in più per intraprendere questo percorso. La Gazzetta dello Sport. E ancora pochi allenamenti con questi nuovi compagni, però comunque sono tutti giocatori che si conoscono, eccetera. Rispetto a quello che hai visto da spettatore piuttosto che da avversario, a come li stai trovando, dai un aggettivo su tutti i tuoi compagni di reparto, da Osimhen al Ciolito a Lozano e gli altri. Sicuramente la qualità è altissima, si vede tanta qualità, tanta voglia di giocare insieme, di fare giocate di squadra di alto livello. Spero il più in fretta possibile iniziare a conoscere bene tutti, anche se in TV e da avversari li ho sempre ammirati, e questo può permettere comunque di uscire a lavorare meglio e di esprimerci al meglio dal primo momento che ci conosceremo nel migliore dei modi. Il Corriere dello Sport. Ciao Giacomo, benvenuto. Ciao, buongiorno. Arrivi qui alla fine di un'era, di un'epoca abbastanza importante, sono andati via tanti giocatori che hanno fatto la storia di questo club e che hanno sfiorato soltanto lo scudetto. Tu fai parte del Napoli nuovo, della nuova generazione, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Kim, eccetera, eccetera. Questo Napoli può lottare, può vincere lo scudetto secondo te? Io penso che noi dobbiamo concentrarci a fare del nostro meglio in ogni singola partita, soprattutto perché ci sono tanti impegni, ci sono tante partite ravvicinate. Credo che la mentalità giusta sia quella di fare il meglio possibile, concentrarsi allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, cercando di raccogliere tutto quello che si può, e poi si vedrà quello che sarà. Il Mattino. Sì, salve. Tanti talenti italiani in quest'estate hanno preferito andare a giocare fuori dall'Italia. Perché lei invece ha deciso di continuare in Serie A? Ma io penso che questa fosse la tappa giusta per il mio percorso, oltre perché quello che volevo era venire qui, la società, come ho detto prima, l'allenatore, il direttore mi hanno dimostrato veramente tanto di volermi, tanto di voler costruire questo progetto nuovo. Questo è stato quello che mi ha spinto più di tutti a fare questa scelta, e sono sicuro che riusciremo a costruire qualcosa di bello e riusciremo a far gioire i nostri tifosi. Canale 8. Benvenuto Giacomo, ciao. Ciao, buongiorno. Sei giovane, sei italiano, in un momento un po' difficile per il calcio nostrano. Queste per te sono più opportunità o responsabilità? Ma io penso che debbano essere prese sia come opportunità che come responsabilità, perché comunque fare un'esperienza di questo livello è un'opportunità, perché per un ragazzo giovane potersi esprimere a questo livello con compagni ed avversari di livello così alto sia veramente tanta roba, e al tempo stesso anche una responsabilità, perché comunque portare una maglia così pesante davanti a un pubblico così caloroso, così spettacolare, ti porta delle responsabilità, ti porta a dover far vedere sempre il tuo meglio, ma è quello che vogliamo, e quello che vogliamo è proprio cercare di esprimerci sempre al meglio e farlo col massimo impegno, con la massima professionalità. Radio Amore. Ciao Giacomo, sei l'uomo che può offrire una soluzione tattica diversa a Napoli rispetto al 4-3-3, tu hai giocato da trequartista, principalmente hai detto che ti trovi meglio nelle zone centrali del campo, ti preoccupa anche trovare poco spazio in questo Napoli che per ora sta giocando principalmente col 4-3-3, anche perché ci sono poi tanti compagni di reparto, no? Con cui ti dovrai
giocare il ruolo? Sicuramente sono molto contento perché so che comunque la competizione è tanta, il livello della squadra è molto alto, ma questo fa parte del gioco, fa parte del crescere, dell'essere ambizioso, e sono sicuro che il mister farà sempre le scelte migliori in funzione della squadra, in quelle che saranno le partite, e noi dovremo solamente metterci a disposizione, fare del nostro meglio e farlo con serietà. Calcio Napoli 24. Ciao Giacomo, trattare col Sassuolo sappiamo che non è mai semplice, a un certo punto la trattativa sembrava arenarsi. Cosa hai detto al DG del Sassuolo Carnevali? Perché anche tu credo abbia avuto un ruolo fondamentale. Fammi andare al Napoli perché? No, sicuramente una cosa che ci tengo a fare è quella di ringraziare ancora una volta il Sassuolo, oltre perché io devo tanto a loro, sono arrivato da bambino e ho fatto tutto il mio percorso lì, è stato un periodo comunque difficile, perché comunque è la prima volta che mi trovo a dover affrontare un cambiamento così grande, e loro mi hanno dato la possibilità di far sì che il mio sogno, far sì che la mia ambizione potesse diventare realtà. Sicuramente, giustamente, sono 3 le parti, quindi tutti devono essere accontentati. Sono state giorni e settimane un po' lunghe, un po' di pensiero, ma penso che affrontare le cose con equilibrio abbia portato poi ad arrivare a quello che io volevo, quello che comunque per tutte e 3 le parti è stato penso alla fine un traguardo importante. Teleclub Italia. Ciao Giacomo, allora ieri Spalletti a fine partita ha elogiato i tuoi movimenti, no? Le tue giocate, anche il cosiddetto cambio di movimento per anche portarti al tiro, l'hai fatto proprio nei primissimi minuti di questa amichevole contro la Juve Stabia, però c'è anche da fare assist per esempio a Osimhen se giocherai dietro la punta. Quanto è più importante per te fare un assist o un gol? Beh, sicuramente penso che per un giocatore comunque di un reparto offensivo siano importanti entrambe le cose. Quello che conta è che comunque di essere funzionali alla squadra, di portare comunque il più palle possibili nell'area avversaria, che poi chiaramente un attaccante piace far gol perché è normale che sia così, però al tempo stesso ripeto, l'importante è che è il risultato di squadra, quindi che sia un assist, che sia un gol, che sia comunque un movimento che porta a una situazione pericolosa, l'importante è che venga raggiunto quello che è il risultato. Spazio Napoli. Ciao Giacomo, benvenuto. Ciao, buongiorno. In una vecchia intervista tu hai detto che il giocatore, l'attaccante che più ti aveva impressionato visto dal vivo era Mertens. Ora sai che in questo Napoli tu vieni a prendere quello che è il suo ruolo, di fatti. In cosa ti senti accomunato a Mertens e qual è l'emozione invece che ti ispira questo paragone, insomma? Sì, sicuramente è stato il giocatore forse che negli ultimi 2 anni mi ha più colpito per il modo di stare in campo, per come si creava situazioni per andare a far gol, per smarcare i compagni. Sicuramente è un grande motivo d'orgoglio, come dicevamo prima è anche una responsabilità, perché comunque giocatori così importanti hanno fatto tanta roba, hanno fatto cose eccezionali, e riuscire ad essere a livello è quello che voglio, è quello per cui lavorerò e per cui mi metterò a disposizione. Pianeta Napoli. Ciao Giacomo, benvenuto a Napoli. Ciao, grazie. Nello scorso campionato, dopo un tuo gol realizzato alla Juventus, sei diventato il primo calciatore italiano, nato dopo gli anni 2000, ad aver raggiunto la doppia cifra in Serie A. In che modo credi l'aver scelto Napoli può aiutarti a migliorare questo score? Io penso che per il tipo di calcio che si gioca, ci sono tante occasioni, c'è una qualità tecnica in campo pazzesca, e questo può portare comunque a noi giocatori offensivi di avere più occasioni, avere più modo di essere vicini alla porta, e appunto questo penso sia uno dei motivi per cui comunque credo di aver fatto la scelta migliore, oltre che perché comunque la piazza sto imparando a conoscerla, ma vedo che è qualcosa di incredibile. C'era una piccola curiosità di Radio Kiss Kiss e poi chiudiamo con il Napoli Online. Sì, Giacomo, mi è venuta alla mente che quando si parlava del tuo arrivo a Napoli, qualcuno che ti conosce bene, ma non ti dico chi, mi disse: Giacomo è
infoiato, si dice così dalle tue parti, per venire a Napoli, vale a dire che avevi proprio la voglia di Napoli. Allora io mi inventai in diretta, se non ha un soprannome lo chiameremo La Foia, visto che è infoiato. Possiamo chiamarti La Foia o già c'hai un soprannome? No, lo accetto, anzi mi piace anche come... non è male. Sì, no, sono abituato ad essere chiamato Gecko, Giacomino, quindi si può aggiungere un terzo soprannome volentieri. Va bene. Allora, prima il Napoli online e poi chiudiamo con 100% Napoli. Ciao Giacomo. Ciao, buongiorno. Uno dei tuoi allenatori che conosce sicuramente, Francesco Turrini, che ho intervistato proprio quest'estate, mi ha detto che, ovviamente elencando le tue qualità, ti ha dato un consiglio che dovresti avere un po' le spalle larghe per giocare al Maradona. Ecco, tu come rispondi al tuo ex allenatore? Insomma, già ti senti bello carico per giocare uno stadio importante come il Maradona? Intanto gli mando un grande saluto. No, ci siamo sentiti e sicuramente, come dicevamo prima, ci sono tante responsabilità, perché comunque tanti tifosi, una piazza importante, partite di livello, c'è da assumersi le proprie responsabilità, da lavorare, perché alla fine ho sempre pensato che tutto passa dal lavoro quotidiano, e quando uno dà il 100% in quello che fa e per quello che ama, alla lunga comunque si raccolgono i risultati, e come ho detto prima l'importante è mettersi a disposizione e fare il bene della squadra. 100% Napoli. Eccomi, Giacomo, benvenuto. Grazie. Abbiamo detto la società ti ha fortemente voluto, ma anche la città poi ha iniziato a legarsi tanto al tuo nome. A proposito appunto di Napoli, non so se hai già avuto modo di vedere qualcosa, la tua fidanzata ha scritto un post, che questo post ha già rapito il suo cuore. Che impressione hai avuto? No, sicuramente sulla città, sul calore dei tifosi c'è poco da dire, è incredibile, fa effetto, perché comunque così giovane non avevo ancora vissuto delle situazioni, anche ieri in una partita amichevole c'era un clima pazzesco, sicuramente l'impatto è stupendo, c'è da ambientarsi, c'è da, come ho detto prima, prendere le cose con equilibrio, perché comunque in questo sport la cosa più importante penso che sia avere equilibrio nei momenti positivi e nei momenti meno positivi. Se si riesce ad avere equilibrio, questo ti porta a superare le situazioni nel migliore dei modi. E poi, che posso dire sulla città, il primo impatto è un posto magnifico, un posto stupendo, e sono davvero contento di poterla vivere. Ultima, e questa volta è vero, Napoli Magazine. Ciao Giacomo, Antonio Ciao, Pedrazzolo, benvenuto. Il tuo arrivo ha scatenato un grandissimo entusiasmo tra i tifosi. Tu prima parlavi di Mertens, un'eredità sicuramente importante. Non ti chiedo di fare chissà quali promesse a questi tifosi, che ieri già hai visto ti hanno accolto con un boato incredibile, ma almeno i gol in termini di fantasia, perché Driss ci aveva abituato bene, questo lo possiamo promettere ai supporters azzurri? Sicuramente quello che vorrei è quello di dare il più possibile sotto tutti i punti di vista per i tifosi. Sono un ragazzo molto generoso, in campo lo farò sempre vedere, questa è la prima promessa che ci tengo a fare, e sicuramente non mi vedrete mai mollare, non mi vedrete mai smettere di incitare i compagni, e niente, sono davvero felice e molto carico per questa avventura. Prendiamo tutto, anche quelli importante. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie mille. E rientriamo in studio, erano queste le parole di Giacomo Raspadori. Andiamo a ripercorrere qualcuno dei suoi titoli, o meglio dei titoli che ha lasciato durante la conferenza. Chiaramente ha avuto un gran peso l'impatto, diciamo così, le parole, hanno avuto gran peso le parole di Mancini, degli altri nazionali, i quali hanno dato dei consigli. Udite, udite, finalmente abbiamo anche il diktat dello stesso Giacomo Raspadori per quel che riguarda la sua posizione in
campo. Vediamo se riesco a beccare anche il virgolettato al quale faceva riferimento. Mi sono sentito con alcuni giocatori della nazionale, ha detto Giacomo Raspadori, che sono a Napoli, mi hanno subito dimostrato grande affetto e voglia di avermi con loro. Questo è stato un motivo in più per venire qui, sono bravissime persone, prima ancora di essere grandi giocatori. Ancora vado a scorrere quelle che sono le frasi del ormai nostro Jack. Per un giocatore giovane è importante confrontarsi con questa maglia, sono molto contento, la competizione è alta, voglio ringraziare ancora una volta il Sassuolo. Questa penso che sia la risposta alla domanda di Calcio Napoli 24, quindi diamo qualche secondo in più. Intanto vi anticipo già, ci trasferiremo con il nostro founder Salvio Passante all'esterno del centro sportivo, della sala stampa del centro sportivo di Castelvolturno, per quelli che saranno i commenti, magari anche in compagnia di qualche ospite. Voglio ringraziare ancora una volta il Sassuolo, diceva Raspadori. Sono cresciuto lì da bambino. È la prima volta che mi trovo ad affrontare un cambiamento così grande, hanno permesso che il mio sogno potesse diventare realtà, giustamente tutti devono essere accontentati, sono state settimane lunghe tra le tre parti in causa, ma alla fine tutti hanno voluto quello che volevano. Tra me, Sassuolo e Napoli, che sia un gol o un assist, farò sempre di tutto per fare il meglio del Napoli, ha detto Raspadori. Mertens è il giocatore che negli ultimi anni più mi ha colpito per come ha fatto gol e smarcato i compagni. Lui, come altri, hanno fatto cose eccezionali per il Napoli, voglio essere a livello e lavorerò per farlo al meglio. La Pazza è qualcosa di incredibile. La Foia mi piace come soprannome. Abbiamo anche il soprannome dettato dallo stesso Giacomo Raspadori. In attesa di trasferirci di nuovo con le immagini a Castelvolturno, voglio leggere qualcuno dei vostri messaggi. Kvara è un apostolo di Maradona. Come mi è piaciuta questa definizione del nostro Francesco Varriale. Attenzione, vado a scorrere ancora qualcuno dei vostri messaggi. Per Forza Napoli 77, Zielu ha un valore maggiore rispetto a Raspadori. Bello, nel senso che è un punto di vista diverso, che a questo punto si merita anche qualche passaggio. Non credo, nel senso che Zielinski ha mostrato delle caratteristiche importanti, delle caratteristiche costanti durante, ormai possiamo dire, gran parte della sua carriera trascorsa al Napoli, e una di queste è stata appunto il fatto di non avere un rendimento sempre allo stesso livello. Diceva Sarri di lui, se fosse costante sarebbe un giocatore da Manchester City, se fosse consapevole sempre delle proprie potenzialità sarebbe uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, sarebbe il nuovo De Bruyne, credo di andare a memoria. Ad oggi Raspadori beneficia invece di quella che è innanzitutto di un grandissimo vantaggio, vale a dire il fatto di essere molto giovane, beneficia di quello che potrà essere l'influsso positivo che potrà avere su di lui lo stesso Luciano Spalletti. Sono assolutamente d'accordo con chi dice che è difficile togliere Zielinski dal campo in questo momento, ma penso che l'antagonismo con il polacco ad oggi sia più di Tanguy Ndombele, nel senso che Lobotka non lo si schioda neanche con i solventi. Anghissà allo stesso modo si è guadagnato, almeno fino a questo momento, il crisma della titolarità. In un centrocampo a 3 Ndombele proverà a mettere in difficoltà, e sono certo che ci riuscirà, Luciano Spalletti, visto il poco che abbiamo potuto intravedere ieri pomeriggio, proprio per il posto di Piotr Zielinski. Raspadori invece sarà una sorta di scheggia impazzita, chiamiamola così, di variazione costante sul tema tattico. Zielinski può essere schierato come mezzala, anzi Zielinski gioca meglio quando è al centro del gioco, quindi evidentemente in questo Napoli, come lo ha implementato Spalletti, alla fine viene ad essere più funzionale da mezzala anziché trequartista. Raspadori invece ce lo immaginiamo poco, obiettivamente a centrocampo, decisamente più avanzato, anche perché, ricordiamolo, questo non me lo dimentico, nei primi mesi della scorsa stagione in tanti si chiedevano chi giocasse tra Scamacca e Raspadori. Alla fine è stata trovata una quadra, hanno potuto avere minutaggio insieme entrambi, ma il discorso era che se la giocavano per quanto riguarda la titolarità, e infatti Raspadori per tanto tempo nel corso della sua carriera ha giocato comunque da prima punta.
C'è l'ultima ora però, e anche questa voglio andare a leggerla assieme a voi. Keylor Navas tratta la risoluzione contrattuale col PSG prima di andare al Napoli. Vediamo chi è che lo riferisce, è il giornalista Adrien Grenier di Canal Supporters, il quale appunto riporta come Keylor Navas stia trattando in questi minuti la risoluzione contrattuale con il PSG. Il Paris quindi gli pagherebbe tra i 7 e gli 8 milioni di euro, concludendo quindi anzitempo il contratto. In poche parole, degli 8, o meglio 9 milioni di euro, 9 li paga il Napoli. La matematica non è un'opinione. 9 li paga il Napoli, gli restano 2 anni di contratto, quindi 18 milioni di euro. 9 li paga il Napoli, che li va a spalmare nel corso dei prossimi 3 anni, e 7-8 milioni di euro è la buonuscita, anziché 9, che gli va a conferire il PSG. Quindi Keylor Navas non rinuncia ai 18 milioni di euro che gli spettano, diciamo così, da 2 anni di contratto con il PSG che ancora ha, però decide di andare a diluirli, almeno per quanto riguarda la metà, approfittando della possibilità di poter giocare in Champions League con il Napoli, di poter prendere parte ad un progetto importante di rilancio che fino a questo momento ha portato 2 vittorie in altrettante partite. A proposito di Champions League, Emanuele, ricordiamo oggi che chiaramente ci saranno i sorteggi qui in diretta su Calcio Napoli 24 TV. Scriveteci anche, potete partecipare, ce l'abbiamo il giochino sul nostro sito, il giochino per andare a scegliere quale squadra sia possibile accoppiare o no. Ad ogni modo lo faremo più tardi in diretta in vostra compagnia a partire dalle 17:15, quindi ampio spazio nel quale giocare anche assieme a voi, però con un orecchio sempre teso. Perfetto, Emanuele, mi è arrivato anche il suggerimento, c'è un articolo che riporta la simulazione di calcionapoli24.it rispetto al girone di questo pomeriggio. Andiamo a vederla anche quella che sarà la composizione dell'urna di Nyon. Eccole qua, campeggia in secondo piano su calcionapoli24.it. Champions League, le avversarie del Napoli. Seconda fascia che viene ad essere più dura delle teste di serie, ma ci sono delle insidie anche in quarta fascia. Dimmi, Emanuele, il collegamento. Non riesci a vedere il touch. Vediamo se ci riusciamo in questo momento. Intanto posso leggere quelle che sono le squadre della prima fascia. Bravissimo Emanuele. PSG, definita da Claudio Russo come una squadra da 5 stelle su 5. Stesso discorso Real Madrid, Manchester City 5 su 5, Bayern Monaco 5 su 5, Porto 3 su 5, così come Ajax 3 su 5, Eintracht Francoforte 3 su 5, Liverpool 5 su 5, Chelsea 4 su 5. Qui per esempio non sono d'accordo con il nostro Claudio, perché in questo momento un Liverpool che zoppica un pochino in Premier League è un Liverpool che ha almeno lo stesso valore del Chelsea in questo momento. Barcellona sempre pericolosissimo, però forse ci sta il 4 stelle su 5 a marcare la differenza con gli altri squadroni. Tottenham pericolosissimo, anche lui però, così come l'Atletico Madrid, si merita le 4 stelle su 5. Siviglia è un abitué delle coppe europee. Il Lipsia con 3 su 5 potrebbe essere forse la squadra da beccare nel secondo gruppo, diciamo, anzi nella seconda fascia, ma davvero mi sembrano tutte formazioni formidabili. Il Napoli avrà a che fare con un girone davvero molto complicato. Mi ricorda un po' quello del primo ritorno in Champions League, quando il Napoli fu costretto a vedersela con Bayern e Manchester City nello stesso girone. La quarta fascia, dopo ieri, chiaramente va modificata, annovera alcune, possiamo dire, vecchie signore, ecco, del calcio europeo, non soltanto la Juventus, nel senso che si parla di società comunque molto blasonate, le nobiltà, ecco, le nobili del calcio europeo, il Rangers, lo stesso Club Brugge, e poi alcune formazioni evidentemente più giovani anche come storia, così come lo stesso Victoria, che chiaramente ha una lunga storia, ma dal punto di vista europeo è più negli ultimi anni che si sta affacciando in Champions League. Attendo intanto tu, Emanuele.
nel senso che arrivano contatti, segnali di vita da parte dei nostri inviati. Abbiamo ancora qualche secondo, perché vado di fretta, poi tra l'altro quando posso leggere i vostri messaggi. E allora, secondo me, scrive Jenny T3, Real Madrid, Liverpool e Marsiglia, andando a inquadrare ancora una volta quella che è la grande fortuna del Napoli. Porto la Lipsia a Napoli e mi bevo una Pilsen, Max Orefice, volesse il cielo, mi sembra un gran bel girone, e speriamo ragazzi poi chiaramente che in ogni caso lo spettacolo possa vincere, perché ha vinto il campionato il Milan, perciò si trova in prima fascia, esatto, in prima fascia si trova oltre a caro Alevis, oltre alle le vincitrici delle leghe nazionali, anche lo stesso Eintracht, che è risultato essere campione nella scorsa edizione dell'Europa League. Le voci di dentro, mi piacciono i suoi messaggi. Abbiamo la rosa più competitiva e profonda della Serie A, vinceremo scudetto e Coppa Italia. Ecco, io vado a toccare anche qualche pezzettino di ferro al di sotto della scrivania. Sulla profondità della rosa, pure questo è un discorso che va affrontato, perché mai come quest'anno, forse è vero che c'è una sorta di parità tra prime e seconde linee del Napoli. Mario Rui, Olivera, ottimo rincalzo se non titolare per quanto riguarda l'uruguaiano. C'è chiaramente poi anche a centrocampo una grandissima abbondanza. Forse per quanto riguarda la difesa sui centrali io resto ancora, diciamo così, dubbioso, nel senso che la distanza si è assottigliata perché non c'è più Koulibaly che è un fenomeno. Però Ostigard e Rachmani hanno bisogno, ecco, di ulteriori possibilità, diciamo così. Kim invece aspettiamo ancora un po' a giudicare. Siamo pronti, Emanuele? Possiamo? Chi abbiamo in diretta? Sempre Salvio Passante? C'è? Vediamo. Buongiorno Salvio, mi senti? All'esterno di Castelvolturno, eccoti. Buongiorno a voi, sì. Sei con? Forte e chiaro, vi sento, sono con Marco Giordano e soprattutto con Sabrina Occello. Marco Giordano, e allora anche, puoi anche lasciar stare, puoi anche salutare okay. Marco Giordano. Puoi anche salutare Marco Giordano. Già si stava lamentando, mi fai fare collegamenti al sole. No, questo è pagato. Ma tanto lui è riflettente, tanto lui è tetto e cielo, insomma, non ha problemi. Nel frattempo saluto il mio amico Marco Di Lullo. Ciao Marco. Allora, Salvio, i titoli di questa conferenza quali sono? Dai, assieme agli nostri ospiti. Non ho capito, scusami. I titoli di questa conferenza, dai, quali sono assieme ai nostri ospiti? I titoli di questa conferenza li facciamo dare dai nostri colleghi. Vai Sabrina. Vai. Ma innanzitutto due ragazzi molto intelligenti, molto spigliati, con le idee chiare. Secondo me tra le tante osservazioni quella sicuramente che ci può colpire di più del Ciolo è il messaggio che gli ha mandato il padre, no? E gli ha detto: noi argentini da piccoli vedevamo giocare Maradona e quindi desideravamo vestire la maglia del Napoli, per cui lui ha chiarito che pur avendo avuto tante offerte la scelta è sempre stata soltanto una. Quella di Raspadori, forse ci soffermiamo su quello che ha detto in merito a Mertens, no? Il giocatore che più l'ha impressionato in questi ultimi 2 anni e però sente più orgoglio che responsabilità nel cercare di emularlo, quindi questo fa pensare bene sulla sua personalità. Riflettevo su un altro dato, Salvio, più che le parole, che chiaramente alcune sono simpatiche, altre sono importanti, riflettevamo anche a microfoni spenti, e la qualità della riflessione. Simeone lo conosciamo, mi ha impressionato Raspadori, che infogliato o meno, visto quello che si è detto un po' in conferenza, che avete sentito, è un giocatore che mi sembra avere una capacità di ragionamento, di profondità, di analisi che era, ecco, pari a quella per il quale è arrivato a Napoli. Sostituire Mertens era di un altro livello come capacità anche di capire, di leggere prima le cose, e Raspadori mi sembra avere quelle stesse caratteristiche. Mi ha impressionato per lucidità, serenità. Parliamo di un ragazzo del 2000, a 22 anni, è molto più maturo dell'età che ha, nonostante non abbia mai lasciato il suo piccolo mondo antico, ovvero quello legato al Sassuolo. È stato anche intelligente nel sottolineare più volte che ha avuto coraggio nel lasciare la comfort zone. Raspadori a Sassuolo poteva fare quello che voleva ed era sempre Raspadori. A Napoli rischia di, tra virgolette, perdersi se non dovessero andare le cose come si spera possano andare, per quello che è stato anche l'investimento fatto dalla società.
e lui ha capito che questo è il suo grande momento, è l'università che sta frequentando per prendersi la laurea di grande giocatore. Io credo che ci siano tutti i presupposti perché questo possa avvenire, perché mi sembra un ragazzo particolarmente dotato, uno che sa leggere le questioni, anche molto deciso, non è che ha detto io gioco in tutti i ruoli dell'attacco, ha detto no, io gioco al centro, poi mi vuoi mettere a fare il 10 faccio il 10, mi vuoi mettere a fare il 9 faccio il 9, ma io nel frattempo gioco al centro, quindi già limita il campo, non è che dice quelle cose posso giocare dovunque. Mi metto a disposizione del mister sì, ma con le mie idee molto chiare e questo anche in questo mi ha sempre ricordato molto Dries Mertens. Giovani ma navigati, seguono il Napoli da tanti anni. Sabrina, percepisci nell'area che sta cambiando qualcosa? Sì, diciamo che piano piano si sta anche realizzando quello che poi è il proposito della società, vale a dire dare spazio al cosiddetto nuovo che avanza, perché alla fine è vero Simeone ha 27 anni, però è la sua prima grande squadra, perché sarà anche la sua prima Champions League, quindi questo dà la dimensione, però Raspadori o Kvaratskhelia sono un po' la cifra di quello che è l'idea della società, vale a dire crescere dei calciatori già talentuosi ma dare loro la vetrina più importante e poi capire se diventeranno dei simboli oppure delle importanti plusvalenze. In entrambi i casi chiaramente si fa il bene della società. Marco. State ragionando già, è chiaro che in questo momento il Napoli dà un'impressione di forza abbastanza abbondante. Kvaratskhelia, Raspadori, Osimhen, Lozano, poi hai ancora Zielinski che meglio non dimenticarlo perché è un grande giocatore. Simeone, hai tantissimi giocatori di grande livello che possono dare grande impressione, che possono dare grande forza, che possono dare grande qualità. Però ragazzi, si è passato dal dire tutti quanti a 16 se ne deve andare, questo e quell'altro, e Giuntoli, è Giuntoli che schifo, questo e quell'altro, a dire il Napoli vince lo scudetto. Allora ragazzi, calma, i giocatori si devono adattare, non è che ieri Dombélé ha fatto un gol contro la Juve Stabia in amichevole ed è per forza il giocatore perfetto per il Napoli. Sono tutti giocatori molto forti, lo è Raspadori, lo è Simeone, lo è Dombélé, lo sono tutti, quelli che il Napoli ha preso, tutti giocatori, anche Ostigar, sono tutti giocatori forti. Il problema è capire, come spesso accade nelle grandi, anche per dirvi, Arthur, Rabiot, Kulusevski, gli scarti della Juve, sono giocatori fortissimi, non sono pippe, sono giocatori forti. Bisogna capire se l'allenatore, la società, anche un po' il fato, riusciranno a fare in modo che questi giocatori diventino fortissimi nel Napoli. La grandezza del Napoli di Sarri è stata quella di prendere un gruppo di giocatori che mediamente valevano tra il 7 e l'8 e farli rendere tutti tra il 9 e il 10. E questo è lo step che bisogna capire se si farà. Se si farà questo step, allora nessun traguardo è precluso in una squadra giovane e forte. Se non lo si fa, allora bisognerà accertare le responsabilità. Per questo ha fatto bene Giacomo Raspadori a dire equilibrio, equilibrio, equilibrio. Sabrina, per Marca segui per il mondo spagnolo ma anche latino il Napoli. Come vedono questo nuovo corso dall'estero gli addetti ai lavori? Con estrema fiducia, diciamo che alla pari dei tifosi del Napoli durante la prima parte dell'estate un po' di dubbi su quello che poi poteva essere il Napoli, il nuovo Napoli di Spalletti era un po', insomma, erano diffuso, perché comunque una squadra che perdeva elementi importanti senza capire chi li avrebbe effettivamente sostituiti. Ora c'è entusiasmo, è vero che sono soltanto 2 le partite di campionato disputate con avversarie relativamente modeste, però quello che si è visto sicuramente è l'intesa tra i compagni, questo fa pensare bene e quindi come al solito anche oggi che ci sono i sorteggi di Champions nessuno desidera prendere il Napoli insomma, come avversaria. Questo è di buon auspicio ma anche un sentore positivo del fatto che l'appeal del Napoli non soltanto cresce ma non viene rivisitato a seconda del mercato ma è considerato comunque ormai una squadra grande a tutti gli effetti. Diamo un'ultima ora, Vincenzo, di mercato che riguarda Keylor Navas. Perché i colleghi di Canal Supporters, che è il portale di riferimento dei tifosi del Paris Saint-Germain, hanno riferito che è a questione di minuti la rescissione contrattuale di Keylor Navas appunto col club francese per una cifra che si avvicina tra i 7 e 8 milioni di euro, che è pari quasi ad un anno di ingaggio. Il resto lo dovrà fare il Napoli. In che modo? Con un biennale da 3 milioni netti che dovrebbero essere 4 ma col decreto crescita
si abbassa una percentuale più un ricco bonus alla firma. Quindi Keylor Navas che si avvicina ulteriormente al Napoli, oggi può essere la giornata decisiva. E appunto chiedo a Marco, se dovesse arrivare Navas, che voto dai al mercato del Napoli? Mi fai una domanda antipatica perché dovrei... Io solo domande tu che sei antipatico. Sì, poi dopo parliamo anche del pranzo. Allora, a proposito del mercato, ragazzi, dovrei smentire tutto l'impianto del ragionamento fatto prima se adesso mi sbilanciassi in un voto. È una cosa... Voglio un voto. Il voto è naturalmente molto alto perché... Voto. No, ma non lo darò un voto. Solo io non posso dare i pronostici, tutti gli altri devono dare una cifra. No, ma non è... allora, ma è chiaro che è ampiamente sopra la sufficienza. Sì, senza ombra di dubbio, però bisognerà capire la funzionalità di questi giovani e di questi ragazzi. Speriamo che possa accadere tutto quello che nel Napoli si auspica, ovvero far sì che i giovani possano avere continuità e qualità anche attraverso la permanenza di alcuni giocatori che sono diventati leader o altri che lo saranno, perché se arriva Keylor, lo dicevamo nel collegamento precedente, sarà automaticamente leader di questo Napoli, lo è oggi Anghissà, lo è in qualche modo Zielinski, si candida a diventare leader Victor Osimhen, quindi è ovvio che bisognerà capire come funzionerà, come dire, l'intreccio, ecco, tra le componenti nuove e quelle che già c'erano, con l'amalgama che dovrà dare Spalletti, la famosa amalgama che non si compra al mercato, come qualcuno che ha qualche anno in più ricorderà. Anche qualche capello in più di te. Va bene, questo è un aspetto meraviglioso. Detto questo, è ovvio che aspettiamo Keylor Navas, aspettiamo che Fabian smetta di fare la tribuna e vada ad irrobustire le casse societarie, per un bilancio che naturalmente vede perdere il Napoli giocatori importantissimi degli ultimi anni, perché Mertens, Goulam nello spogliatoio, Koulibaly, Insigne, Fabian non si regalano a nessuno. Il corso però è propositivo e positivo, vediamo come evolverà nel corso delle prossime settimane. Allora Sabrina, tu hai anche seguito le giovanili del Napoli negli anni scorsi. Ieri tanti giovani in campo nei minuti finali, ma soprattutto questo exploit di Zerbin e di Ambrosino. Secondo te vale la pena, non tanto Ambrosino perché probabilmente andrà in Serie B o in Lega Pro a fare l'ossa, ma tu daresti fiducia a Zerbin in questa rosa allargata fino a gennaio? Secondo me bisogna provarci, perché tante volte ne abbiamo parlato, tante volte insomma questo giocatore l'abbiamo già visto in diverse occasioni, in più di un ritiro, e arriva a quel punto in cui bisogna prendere una decisione: o gli si permette di provare a fare il salto, o insomma lo si lascia libero di non tarpargli le ali e quindi magari di andare in una squadra a sua misura. Quindi io gliela darei la fiducia. Tra l'altro ieri è vero che era un amichevole, quindi avversario modesto, non si giocava a farsi male, però il pubblico era un pubblico insomma da partita ufficiale, e sono giocatori che hanno retto benissimo anche questa pressione, condividevano il campo con calciatori di un livello tecnico superiore eppure non hanno sfigurato. Quindi io penso che arrivi sempre il momento di decidere. Nel suo caso penso che l'esame possa anche farlo. Vincenzo, se non hai altre domande noi ti salutiamo qui da Casa e Volturno. Anche perché ci devi pagare. Perché sotto al sole il povero Marco Giordano si brucia. No, non siamo al sole, siamo all'ombra, che gli ho trovato una sistemazione, Giordano. Altrimenti con questa pelata lo vedevo male. Esatto. Mi hai promesso il miglior ristorante della zona a base di pesce. Panino mortadella. Se non siamo in casa Napoli, dobbiamo per forza ottimizzare i costi. Dobbiamo ottimizzare i costi, vabbè, ma con te però almeno un panino, fatelo uscire, cioè, mi stai bloccato, cioè, sono 2 ore che dobbiamo rientrare nel budget, panino o mortadella. Ciao ragazzi, grazie. Di Calcio Napoli 24, in particolare a Vincenzo Credenti. Ciao Vincenzo e buon lavoro. Ciao Salvio, grazie a Salvio Passante, a Marco Giordano, vecchia conoscenza di Calcio Napoli 24, a Sabrina Uccello di Marca Claro, che ci hanno consentito di prenderci anche qualche minuto in più in vostra compagnia. Speriamo ovviamente di essere riusciti a fornirvi il solito servizio che vi accosti alle vicende di Casa Napoli. Per oggi è tutto, vi ricordo l'appuntamento del pomeriggio 5:15, diretta Calcio Napoli 24
24 TV con i sorteggi di Champions League e a domani con Calcio Napoli 24 Live. Un saluto da Vincenzo Credendino, buon proseguimento di giornata.